Ciao! Oggi vi presentiamo la prima puntata del TG Sicurezza Scuole Geniali, realizzato dai giovani per sensibilizzare soprattutto gli adulti. È con un TG prodotto dai ragazzi che all'Auditorium M9 di Mestre Sicurezza sul lavoro e stradale sono diventate protagoniste dell'evento conclusivo del progetto Scuole Geniali Sicurezza, Educazione, Ingegneria. Appuntamento che mette al centro le nuove generazioni nella produzione della cultura della prevenzione. L'iniziativa promossa da INAIL Veneto e dall'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia con il supporto di numerosi partner. Sono scuole geniali, veramente geniali, e hanno una marcia in più loro. Sono bravissimi e bravissime, hanno creato delle cose che sono molto utili. Il piacere di vedere il livello con cui sono stati sviluppati è una cosa che ci riempie di estrema soddisfazione. Per INAIL significa investire sul futuro, su quelli che saranno i lavoratori del domani e che quindi speriamo crescano con una consapevolezza più elevata di quella che abbiamo noi. Circa 200 gli studenti provenienti dall'area metropolitana di Venezia, 9 gli istituti comprensivi del territorio partecipanti, ragazzi e ragazze che nel corso dei mesi hanno lavorato con il supporto di docenti e ingegneri tutor per realizzare contenuti originali e innovativi, dagli elaborati multimediali ai video prodotti. I lavori sono stati selezionati anche attraverso un concorso social che ha coinvolto circa 2500 adulti chiamati a votare online le opere realizzate dai ragazzi. Tra le prime classificate, la Scuola Olivi di Chioggia. Ehi, c'è cosa ti è successo all'occhio? Non mi ha messo gli occhiali. Non erano necessari, avevo pensato. Hai cambiato taglio di capelli? Moderno. No, ho dimenticato di staccare il interruttore e ti metto i guanti. Vedete alle mie spalle i manifesti, si parlava di sicurezza, quindi sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale è quella che noi ovviamente combattiamo, o meglio cerchiamo di diffondere il verbo della sicurezza stradale, che è importantissimo. TG Sicurezza andrà in onda per 7 giorni su Antenna 3 dal 30 aprile al 9 maggio alle 13:30 e in replica alla sera alle 20:50. Grazie per aver seguito il TG Sicurezza.